Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tentato omicidio a colpi di pistola a Gela, arrestato un giovane, aveva litigato poco prima con il figlio della vittima. Il procuratore Vella, troppo facile procurarsi armi, i giovani ormai sparano anche per questioni futili. Sconcerto a Palermo, nei social, questa foto del reo confesso della strage di Monreale che fa una videochiamata dalla sua cella in carcere ridendo con un amico. Ad Aci Sant'Antonio nel Catanese scoperta una centrale di auto rubate e smantellate per rivendere pezzi al mercato nero. Un arresto e una denuncia dopo il blitz dei carabinieri. A Catania preoccupa la bomba ecologica di via Calliope, da tempo, come vedete, ridotta a discarica di tonnellate di spazzatura. A Palermo differenziata addio a Borgonuovo. Da settembre tornano in strada i cassonetti per i rifiuti misti. Politica, parte la sfida per l'elezione del segretario regionale di Forza Italia. Il coordinatore Caruso conferma la sua candidatura e rivendica i risultati del partito. Scuola, alla ripresa di settembre in Sicilia 600 cattedre in meno. Invece di potenziare l'istruzione, protestano i sindacati, si tagliano insegnanti e personale amministrativo. Calcio, esordio show per il Catania che batte il Foggia con un tennistico 6-0. Oggi inizia l'ultima settimana di mercato, pari a Casarano per il Trapani. Stasera Salernitana-Siracusa. In Serie B Palermo si gode la vittoria dell'esordio. Per Inzaghi c'è da sciogliere il nodo portiere dopo l'arrivo di Joronen. Bentrovati. A Gela, una lite per una ragazza, una rivalità tra adolescenti che si trasforma in un agguato con 5 colpi di pistola. Un 19enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e il procuratore Vella parla di emergenza armi proprio tra i giovani. Gerry Italia. Un pomeriggio d'estate, la zona della villa comunale di Gela, una strada trafficata, è qui che il 16 di agosto un diverbio nato da questioni sentimentali degenera in un agguato di sangue. Secondo la ricostruzione della procura, il 19enne Samuele Romano avrebbe atteso insieme a un complice non ancora identificato il 42enne Emanuele Cauchi, tutte e due con il volto coperto da caschi. Un regolamento di conti, un alterco, il manganello che Cauchi porta con sé e subito dopo i colpi d'arma da fuoco, 5 in tutto, esplosi da una rivoltella. L'uomo viene raggiunto a una coscia e all'addome e soltanto il caso evita la tragedia. Un pensionato di 75 anni che si trovava a pochi metri non viene colpito. Romano, incensurato, si consegnerà ai carabinieri solo dopo aver saputo che era ricercato. È in carcere, accusato di tentato omicidio, lesioni gravi e porto abusivo d'arma. La pistola non è stata ancora trovata. Ma ciò che colpisce è l'allarme del procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, che sottolinea la pericolosa escalation di violenza tra i giovanissimi. Era già venuto fuori il fatto che a Gela circolassero troppe armi, anzi statisticamente probabilmente è veramente la città più armata d'Italia in relazione al numero di abitanti, facendo riferimento chiaramente ad armi illecitamente detenute. E le armi poi arrivato a un certo punto sparano e sta avvenendo questo, non è la prima volta che avvengono per questioni futili tentati omicidi. In questo caso l'autore è un ragazzo di solo 19 anni che aveva la possibilità di avere nella sua disponibilità nel giro di pochissimo tempo un revolver che non ha esitato ad utilizzare in un agguato. Si cerca ancora il complice e l'arma e la sensazione che dietro a una rivalità adolescenziale si nasconda un fenomeno più grande, l'ombra crescente delle armi nelle mani dei giovanissimi. La strage di Monreale, una foto del killer, reo confesso, Salvatore Calvaruso, che ride in carcere a Palermo in una videochiamata con un amico, suscita sconcerto. Telefonino in cella? Risate di un reo confesso del massacro di aprile? Chi lo permette? Chiedono in molti commentando lo screenshot divulgato sui social. Marco Gullà.
Sorride, scherza, con un rosario al collo. Lui è Salvatore Calvaruso, il killer della strage di Monreale. In questo screenshot che circola in rete è in videochiamata con un amico del quartiere Zen. Si collega liberamente dal carcere e questo certifica ancora una volta la permeabilità dei nostri istituti penitenziari, dove ormai i telefonini entrano senza nessun controllo. La foto di Calvaruso, che ride in videochiamata, è stata divulgata da una pagina social che da mesi chiede giustizia sulla strage di Monreale. I commenti degli utenti sono durissimi. In carcere non devono esserci comodità, nessuna videochiamata, nessun beneficio. Chi uccide deve pagare fino in fondo, si legge. Oppure ci avete distrutto la vita e adesso ridete liberamente mentre fate le videochiamate. Ma lo Stato dov'è? Scrive un altro utente. Questo fermo immagine ha nuovamente acceso le polemiche mentre le indagini sul triplice omicidio del 27 aprile sono ancora in pieno svolgimento. Quella notte in via Benedetto d'Acquisto persero la vita Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. A sparare, secondo la procura, furono Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, mentre Samuel Acquisto, anche lui in carcere, li aspettava a bordo di una BMW nera, con cui poi fuggirono. In un altro carcere a Noto, un agente di polizia è stato colpito al volto con un pugno da un detenuto a cui aveva negato di andare in barberia in orario non consentito. A denunciarlo è il segretario regionale del Sappe Navarra, che descrive il carcere di Noto al collasso per la carenza di personale e le condizioni della struttura. A Catania un uomo ha dato fuoco all'abitazione della moglie dopo averla minacciata. La donna è riuscita a fuggire e ha dato l'allarme e il violento, originario delle Mauritius, è stato bloccato prima della fuga e arrestato dalla polizia del quartiere di Picanello. La donna, che ha denunciato il marito, ha raccontato di numerose altre aggressioni subite. Nel catanese è scoperta una centrale di auto rubate e smantellate per rivendere pezzi al mercato nero. Un arresto e una denuncia dopo il blitz dei carabinieri ad Aci Sant'Antonio. Tonino De Mana. I carabinieri hanno arrestato un 33enne originario di Giarre per riciclaggio e ricettazione, scoprendo un deposito di mezzi rubati in un fondo agricolo non distante dal campo sportivo di Aci Sant'Antonio. L'area, già sequestrata lo scorso anno, era utilizzata per nascondere e smontare pezzi di auto, prevalentemente centraline e parti meccaniche, che poi venivano rivenduti al mercato nero. Il terreno, di proprietà di un 86enne denunciato in concorso, era nascosto dalla fitta vegetazione, chiuso da un grande cancello e da una recinzione che impediva di guardare all'interno. Durante il blitz, i militari dell'Arma hanno sorpreso il 33enne mentre smontava una Fiat 500L rubata alle Toianni, trovando altri mezzi già smontati fatti sparire tra Catania e Taormina. L'uomo è stato bloccato mentre tutta la zona è stata perlustrata per catalogare i mezzi presenti. L'area è stata posta sotto sequestro insieme ad un mezzo utilizzato per il trasporto dei pezzi e delle auto rubate. Etna, l'eruzione sembra in esaurimento, ma il vulcano continua a attrarre turisti in alta quota e nonostante la zona gialla, i comuni faticano ad adeguarsi con apposite ordinanze di sicurezza. L'ente parco richiama al buon senso tutte le amministrazioni. Luca Ciliberti. Le immagini in alta quota restituiscono tutta la spettacolarità dell'Etna. L'attività effusiva a 3.200 metri sul fianco meridionale del cratere di sud-est prosegue e alimenta un campo lavico articolato in più bracci che si propagano verso sud-ovest e sud. Il fronte più avanzato in direzione sud-ovest ha raggiunto quota 2.950 metri, il fronte più avanzato in direzione sud invece ha raggiunto una quota di 2.980 metri. Il flusso lavico emesso dalla bocca a 2.980 metri invece non è più alimentato ed è in raffreddamento, sintomo che il fenomeno è in esaurimento. Dal cratere di sud-est prosegue l'attività stromboliana con lieve emissioni di cenere che il vento ha spinto nella zona costiera tra Riposto e Torre Archirafi. L'Etna resta accessibile. Nei giorni scorsi il Dipartimento regionale di protezione civile ha emanato la zona gialla. Oltre una certa quota è possibile salire solo accompagnati da guide alpine o vulcanologiche. Le guide alpine e vulcanologiche dell'Etna hanno tracciato questo nuovo sentiero che gli permette di camminare con i turisti in assoluta sicurezza
fuori dalle zone che costituiscono un pericolo per i turisti. Nelle ultime ore il parco dell'Etna ha richiamato al buonsenso tutti i comuni che ricadono nell'area sommitale del vulcano. Le ordinanze di divieto arrivano però a macchie di leopardo, generando confusione. Stiamo adeguando l'ordinanza per la fruizione dell'Etna alle ultime prescrizioni del Dipartimento di Protezione Civile. Preciso che a luglio con il sindaco di Licogrossa abbiamo chiesto un tavolo tecnico in riferimento all'organizzazione della ZPP al fine di migliorare la fruizione in sicurezza del vulcano. In quota il fenomeno resta costantemente monitorato dai ricercatori dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. Catania, scempio ambientale in via Calliope, tonnellate di spazzatura ricoprono ogni cosa. I cittadini esasperati chiedono l'intervento di Comune e Gema. L'ultima maxi bonifica è stata effettuata l'ottobre scorso dopo i nostri servizi denuncia. Tonino De Mana. Tonnellate e tonnellate di spazzatura riversate sulla strada che pian piano diventa sempre più piccola, rendendo problematico il passaggio delle auto. Rifiuti speciali e non che vengono bruciati. Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto, disseminato in ogni angolo. A Catania peggiora di ora in ora la situazione in via Calliope, ormai ridotta in una mega discarica e con il rischio incendi che toglie il sonno a residenti ed operatori commerciali di Fondo Romeo. Abbiamo fatto più di una segnalazione tutti i giorni da circa 3 anni, ma negli ultimi 6 mesi non si fa niente totale, si è bloccato tutto. Io la mattina bagno qui fuori per evitare che gli incendi entrino a casa mia. Rischio incendi, ma non solo. Da queste parti il vero incubo è la spazzatura. Io sono una cittadina che paga i rifiuti. La Gema davanti a casa mia non passa, non viene a raccogliere i rifiuti. Cosa devo fare, signor Sindaco? Ho fatto tanti appelli, li ho chiamati, tempestati di telefonate, di messaggi, di fotografie della spazzatura, ma loro non vengono, non mi ascoltano. Purtroppo la spazzatura la raccolgono solamente in via della Regione. Come mai qua in via Calliope non passano mai? La bomba ecologica di Fondo Romeo è purtroppo conosciuta dall'amministrazione Trantino. Dopo i nostri servizi denuncia, il 30 ottobre scorso era stato effettuato un maxi intervento di bonifica. Oggi la situazione è tornata come prima, anzi, peggio di prima. Ma intanto a Palermo l'amministrazione comunale si arrende agli incivili. Un intero quartiere rifiuta di fare la raccolta differenziata e adesso nella zona torneranno i cassonetti per i rifiuti misti. Manlio Viola. Raccolta differenziata addio. Palermo alza le mani e si arrende all'immondizia, almeno in un quartiere, quello di Borgo Nuovo. Dal 10 settembre per le vie della zona nord-ovest della città, un ampio insediamento, torneranno i cassonetti. È una vera e propria resa del comune e della RAP, l'azienda che raccoglie i rifiuti, che hanno detto sia la proposta di tornare indietro del presidente del consiglio di circoscrizione. La raccolta differenziata in zona non è mai partita, o meglio sarebbe formalmente iniziata, ma il 99% dei residenti l'ha completamente ignorata, decidendo di continuare a gettare i rifiuti indifferenziati. Ma non essendoci più i cassonetti, i residenti stessi si sono limitati a lasciare l'immondizia a terra laddove prima c'erano i punti di raccolta, o peggio, a creare vere e proprie discariche a cielo aperto improvvisate. Inevitabile la polemica delle opposizioni che attaccano su questo passo indietro, ma anche sul sì al termovalorizzatore che sarà realizzato a Bellolampo. Politica a parte, per la città è una sconfitta. Se si cede ad un quartiere che si rifiuta di differenziare, si manda un segnale agli altri quartieri periferici. Disobbedire è sufficiente per far tornare indietro l'amministrazione, senza considerare l'automatica delegittimazione degli ispettori ambientali che da 2 mesi girano per la città sanzionando chi getta rifiuti fuori orario o fuori zona. Torniamo a Catania, dove è in corso la rimozione di 48 relitti tra barche e pescherecci abbandonati nel porto. 14 sono già stati eliminati. L'intervento, guidato dall'autorità portuale, prevede, come vedete, l'impiego di gru, sommozzatori, monitoraggio ambientale continuo. L'obiettivo è riqualificare lo scalo, tutelare l'ambiente marino e migliorare la sicurezza. Un piano simile è in preparazione anche nel porto di Augusta. Si va verso la riapertura delle scuole con l'inizio del nuovo anno scolastico fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i problemi rimangono quelli di sempre. Anzitutto i tagli al personale. Orazio Longo.
600 cattedre in meno, la riapertura della scuola si avvicina, il primo giorno è fissato in Sicilia per il 15 settembre, ma i vecchi e atavici problemi di organico e di organizzazione si ripresentano puntuali alla fine dell'estate, di ogni estate. Il mantra ormai è sempre quello, un'unica parola che non è merito, ricerca, sviluppo, sostegno, ma è tagli. Non solo nella nostra isola si intende, perché la questione è nazionale. Gli alunni diminuiscono, il deficit di natalità parla da solo e se in certe realtà le classi si possono formare è solo grazie alla presenza di popolazione residente non autoctona proveniente dall'Est Europa o dall'Africa. Ma alla diminuzione del numero dei nati e quindi degli alunni non corrisponde un'altrettanto diminuzione del numero di banchi nelle aule, che invece rimangono sempre numerose. Anziché potenziare l'istruzione, si decide di tagliare le cattedre e il personale ATA, accusano i sindacati, ingolfando le graduatorie, i concorsi, la qualità in senso ampio. Bisogna cambiare rotta immediatamente, ma affrontare subito il problema dei precari. Bisogna porre fine ai vari concorsi uno dopo l'altro, decidere una moratoria e nel frattempo assumere utilizzando il cosiddetto doppio canale, una parte dei concorsi, una parte delle graduatorie. È un'emergenza assoluta. Un'emergenza che riguarda anche la dispersione scolastica, che solo a Catania raggiunge il 25%, e la disastrosa situazione dell'edilizia scolastica in oltre il 50% degli istituti costruiti tra gli anni 50 e gli anni 90. La Ocean Viking, la nave che ieri aveva tratto in salvo 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia, si sta dirigendo verso Siracusa, nuovo porto assegnato dalle autorità, dopo che inizialmente gli era stato indicato Marina di Carrara, che è a 1300 km di distanza. Ieri sera l'ONG aveva denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica. Hanno detto ci hanno sparato per 20 minuti consecutivi centinaia di pallottole. Spettacolo adesso, nella Valle dei Templi di Agrigento il sorgere del sole ha fatto da cornice appunto allo spettacolo che si chiama Il risveglio degli dei, suggestioni di luce, mito all'alba per un evento che ha emozionato il pubblico. Davide Sardo. Un'alba carica di suggestione ha accolto nella Valle dei Templi di Agrigento lo spettacolo multimediale Il risveglio degli dei, firmato da Savatteri Produzioni. Alle prime luci del giorno, davanti al Tempio della Concordia, la magia del mito si è fusa con la forza della natura. Luci, musiche e narrazione hanno accompagnato il sorgere del sole, trasformando l'area archeologica in un palcoscenico a cielo aperto. Tra proiezioni, coreografie e scenografie evocative, divinità e figure mitologiche hanno preso vita restituendo al pubblico l'atmosfera della grande Akragas. Un'esperienza unica che unisce tecnologia e tradizione e che ha coinvolto centinaia di spettatori, turisti e cittadini emozionati di fronte alla bellezza senza tempo della Valle dei Templi. Perseveranza, regalità, modernità, eleganza. Con il risveglio degli dei la Valle non è solo custode di memorie antiche e patrimonio dell'umanità, ma anche spazio vivo, capace di rigenerarsi e di raccontarsi attraverso linguaggi contemporanei che esaltano la sua eterna sacralità. Facciamo una breve pausa come al solito e tra poco altri servizi. State con noi. Riprendiamo con l'attualità politica, a parte la sfida per l'elezione a segretario regionale di Forza Italia. Il coordinatore siciliano Caruso conferma la sua candidatura e rivendica i risultati del partito. Manlio Viola. Forza Italia si prepara alla grande sfida per la segreteria regionale del partito, e questo il vero scontro che si gioca in questi giorni fra gli azzurri. Le polemiche sulla candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della regione, che hanno irritato l'attuale governatore e candidato in pectore Renato Schifani, sono in realtà schermaglie in vista proprio di questa sfida. Nel 2026 infatti le realtà locali azzurre dovranno eleggere i propri coordinatori e in Sicilia questo apre all'emersione delle due fazioni in campo che si sconfrontano sotto banco da tempo, ma adesso emergono.
emergono. Così da una parte c'è il presidente della regione Renato Schifani, sostenuto anche da deputati come Michele Mancuso, che governa il partito a Caltanissetta e che punta alla riconferma del suo uomo Marcello Caruso, attuale coordinatore azzurro nell'isola. Dall'altra parte c'è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, l'eurodeputato Marco Falcone, ma anche il deputato nazionale Tommaso Calderone, solo per fare qualche nome noto. E questa la vera sfida, quella per il governo del partito. Il resto lo si vedrà dopo, quando, eletto il segretario, gli equilibri interni saranno definiti ed anche le attuali alleanze potrebbero cambiare. Intanto Mulè non molla e continua a stuzzicare Schifani. Il presidente della regione sarei io, lascia intendere raccontando come nel 2022 dovesse essere lui il candidato, ma la cosa non si fece perché non arrivò in tempo a spostare la residenza nell'isola. Una cosa sulla quale però è lo stesso Schifani a irriderlo, facendo riferimento all'esigenza di essere residente in Sicilia per candidarsi, proprio nella sua risposta di 2 giorni fa. Lo sport adesso, calcio, 6 gol all'esordio per il Catania che stravince con il Foggia, 6 marcatori diversi contro un avversario troppo debole. E da oggi comincia l'ultima settimana di mercato. Marco Carli. 6-0. Il Catania domina l'esordio con il malcapitato Foggia. Sul risultato pesa l'inesperienza della squadra avversaria, composta da molti giovani che non possono opporre resistenza. Ma il sentore del possibile Catania che verrà c'è stato, in attesa di avversari di maggior calibro e dell'ultima settimana di mercato. L'alternativa sulla tre quarti, per esempio, Jimenez, Ciccerelli, Stoppa, D'Ausilio, sono un lusso. Oppure la forza degli esterni. Casasola si inserisce, si rende pericoloso e ispira, come nel primo gol. Su il lancio per Jimenez, rigore e gol di Ciccerelli che parte da dove aveva finito a terra. L'esterno destro ispira anche Donnarumma per il secondo gol, da quarto a quarto, tutto bello e tutto facile, come lo stacco di Gherardi che vale il 3-0 e la partita in ghiaccio dopo mezz'ora. Forte su rigore, da lui procurato dopo assist del solito Casasola, completa il poker a fine primo tempo. Nella ripresa, altre iniezioni di qualità, D'Ausilio lotta, pressa, corre, finta e inventa una bordata sotto la traversa. Poi Lunetta chiude il set dopo una fantastica rovesciata di Raimo. Toscano applaude, stigmatizza alcuni errori che ci sono comunque stati e pensa al prossimo avversario con il mercato di mezzo. Non devi andare a prendere calciatori svincolati, ma calciatori di proprietà di un altro club che magari aspetteranno gli ultimi giorni per dare via i loro giocatori. Poi abbiamo il responso definitivo di Tacchio e vedremo dove intervenire. Una variabile è la situazione di Tacchio, ma il Catania vuole inserire un altro centrocampista. Indispensabili però le partenze per fare spazio in lista, risoluzione per Marsura. E poi la punta, l'allenatore del Potenza blinda a parole Caturano. Il Catania attende, resta sul pezzo, ma sonda le alternative. Nel frattempo, a proposito di attaccanti, Forte crede nel suo rilancio il rossazzurro. È stato da brividi per me questo esordio perché sono rimasto veramente impressionato e adesso sta a noi meritarci tutto questo. Pareggio senza reti per il Trapani nella trasferta di Casarano, pugliesi pericolosi in diverse occasioni. Stasera Siracusa impegnato a Salerno. Sergio Colosi. Un Trapani difensivo e graziato da Malcore è rientrato dalla Puglia con un punto più sofferto che meritato. Buona partenza dei Granata con Fischenhaller vicino al vantaggio. A fare la partita il Casarano, dominatore a centrocampo e pericoloso, con un piazzato di Chiricò ai successivi tentativi dell'ex Celiento e di Cagliazzo. Nel libro delle occasioni anche Malcore che impegna Galeotti migliore in campo. Il Trapani soffre e Aronica prova a coprirsi con Salines. All'alba della ripresa Chiricò inventa per Malcore che a porta spalancata spedisce alto. Ancora Casarano, Chiricò, Cagliazzo e Ferrara minacciosi dalle parti di Galeotti. Il Trapani sbanda, errore di Pirrello, Malcore ritrova la mira giusta, ma Negro salva. Al minuto 42 gol annullato a Zanaboni per irregolarità su Pirrello. Si muove la classifica, ma il -7 preoccupa i sogni di Antonini. Siracusa con tanti giovani stasera contro la Salernitana in una Rechi senza tifosi. Per gli azzurri esordio complicato, anche se Turati è pronto a giocarsela. Ci aspetta tutt'altra partita, ci aspetta una squadra pronta, una squadra allenata, una squadra con dei calciatori che hanno un'esperienza molto diversa rispetto a quelli del Foggia e quindi sarà il primo vero test per noi. Tra gli assenti l'infortunato Pacciardi, Guadagni e Damian squalificati, prima presenza in C per Monreale.
Il Palermo si gode il successo sulla Reggiana, ma è già tempo di pensare al prossimo match di campionato, ovvero sabato, sempre al Barbera, contro il Frosinone. Marco Gulà. Il Palermo ha già risposto presente al primo appello del campionato, un 2-1, quello maturato contro la Reggiana, che ha evidenziato il buon stato di forma della compagine rosanero. Il Palermo, oltre ad avere vinto e giocato bene, ha anche maturato una serie di palle gol. Insomma, il bottino poteva certamente essere più rotondo, ma a Pippo Inzaghi va bene così. Del resto è ancora calcio d'agosto. Tra le note positive del Barbera c'è sicuramente Nicolò Pierozzi, assist man per il gol di Poyampalo e poi decisivo con la sua rete nella ripresa. Personalmente per il gol, per l'assist sono veramente molto contento, ma sono soprattutto contento per questi 3 punti che ci danno uno slancio iniziale importante, perché abbiamo fatto un precampionato importante, abbiamo sudato tanto, si può dire, abbiamo veramente corso e faticato, quindi ce lo meritiamo. Abbiamo fatto poi un proseguo della gara della Coppa Italia, quindi diamo fiducia a noi stessi, alla gente, quindi benissimo così. Prossimo step, sabato sera il Palermo affronterà al Barbera il Frosinone, che ieri sera ha sconfitto per 2-0 l'Avellino. Inzaghi dovrà ancora sciogliere il nodo portiere. Da oggi infatti sarà a disposizione Joronen, che insidierà Bardi per il ruolo di titolare. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento per le notizie alle 20. Grazie e buon pomeriggio.